benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Manifestazione a Palermo dei metalmeccanici contro il mancato rinnovo del contratto di lavoro. Sarà un Natale di preoccupazione, dicono i lavoratori. Anche nell'isola disagi per lo sciopero generale, trasporti compresi. Piazza Armerina, indagato per falsa testimonianza il vescovo di Sana insieme con il suo vicario, Monsignor Murgano. L'accusa aver tentato di coprire Don Rugolo, condannato a 4 anni e mezzo per abusi sessuali. Lampedusa sta meglio, in mani sicure. Giacinta, la bimba della Sierra Leone, tratta in salvo nelle acque del canale di Sicilia. Al nostro TG il presidente della Croce Rossa Valastro. È una storia di grande umanità. In molti già ne chiedono l'affidamento. A Porto Empedocle, nell'Agrigentino, un dissalatore costato milioni di euro è abbandonato da 12 anni. Sarebbe stato di grande aiuto nella fase più acuta della crisi idrica. Presentato a Palazzo degli Elefanti il Natale catanese, concerti, musical, mercatini, notti bianche, spettacoli di danze in centro e nelle periferie. Il sindaco trattino ottimista sul possibile capodanno Mediaset a Catania. Agrigento, vedete, melodie in reparto e l'iniziativa organizzata con tanto di violinisti in corsia all'ospedale di Agrigento per i pazienti della divisione oncologica. Giornata di gran festa oggi a Siracusa che celebra la sua patrona, Santa Lucia. Alle 15:30 il via alla lunga processione dal Duomo fino alla borgata. Calcio contro il Potenza per il Catania è il primo di un doppio turno casalingo fondamentale per tentare la svolta in campionato. Cambio in porta per Toscano che perde a Beters ma recupera ad Amonis. Bentrovati, salta il rinnovo del contratto collettivo, metalmeccanici in sciopero questa mattina a Palermo, manifestazione nel capoluogo e in tutta l'isola proteste e disagi per lo sciopero generale, trasporti compresi. Sarà un Natale di preoccupazione, dicono i lavoratori. Marco Gullà. Noi vogliamo il contratto che ha proposto Fion e Will. Non ci passiamo di 1 centimetro. Volti arrabbiati e amareggiati, per loro sarà un Natale di preoccupazione. Centinaia di metalmeccanici palermitani hanno scioperato davanti la sede di Sicindustria a Palermo. Lo sciopero è proclamato a livello nazionale, convocato dalla FIOM CGIL, FIM CISL e UILM. Oggi siamo in sciopero per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Dopo 7 incontri e 7 mesi, Federmeccanica non ha accolto la nostra piattaforma votata dal 98% dei metalmeccanici italiani e ha dato un secco no su tutti i nostri punti, a cominciare dall'aumento del salario, alla lotta alla precarietà, alla riduzione dell'orario di lavoro. Il contratto industria riguarda in Italia quasi 1,5 milioni di metalmeccanici ed è uno dei maggiori in Italia, un rinnovo contrattuale che non c'è e che getta nello sconforto tutti i lavoratori. Sì, c'è molta preoccupazione, chiaramente vediamo quello che succede nel mondo, in Europa, in Italia, al sud evidentemente poi le questioni sono ancora più amplificate perché come sappiamo al sud non ci sono alternative di lavoro e quindi la preoccupazione è maggiore. Federmeccanica ci presenta una contropiattaforma che non ci sta proprio in piedi con quello che chiediamo noi. Si è rotta la trattativa proprio per questo motivo. Sarà un Natale di preoccupazione per voi? Sarà un Natale di preoccupazioni, sì, e si prospera anche altri scioperi, eventualmente non si scenda a un tavolo di confronto. Il TAR ha bloccato la precettazione, lo sciopero è quindi di 24 ore, si fermano anche trasporti, scuola, sanità, caos di disagi da nord a sud. Vogliamo quello che chiediamo, non ci tiriamo indietro di 1 centimetro.
Piazza Armerina, il vescovo Gisana e il suo vicario Murgano sono indagati per falsa testimonianza. La procura di Enna contesta le loro dichiarazioni che avrebbero coperto il sacerdote Don Giuseppe Rugolo, condannato a 4 anni e 6 mesi per violenze sessuali su minori. Gerry Italia. Il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, è ufficialmente indagato per falsa testimonianza insieme al vicario giudiziale Vincenzo Murgano. L'indagine, chiusa nei giorni scorsi dalla procura di Enna, si concentra su presunte dichiarazioni mendaci rilasciate durante il processo che ha portato alla condanna del sacerdote Giuseppe Rugolo a 4 anni e 6 mesi per violenze sessuali su minori. Secondo i giudici, Gisana avrebbe omesso di adottare misure a tutela delle vittime, contribuendo così a facilitare l'attività predatoria di Rugolo, già segnalato in passato. Come riportato oggi da Repubblica Palermo, l'accusa sostiene che il vescovo, anziché agire, avrebbe cercato di insabbiare la vicenda, come emerge da un'intercettazione. Il problema non è solo tuo, il problema è anche mio, perché io ho insabbiato questa storia. La difesa però respinge ogni accusa, definendo l'intercettazione una frase decontestualizzata. Anche Papa Francesco aveva espresso il suo sostegno al vescovo, definendolo giusto e vittima di calunnie. È soddisfatto dell'azione della procura invece Antonio Messina, il giovane archeologo che ha denunciato Rugolo dopo 12 anni di silenzio, anche se non nasconde una punta di amarezza. Una denuncia che ho fatto con profondo senso di giustizia e di dovere, dopo che il Tribunale di Enna non aveva trasmesso gli atti alla Procura per la falsa testimonianza resa in aula dal Vescovo Rosario Gisana e da Monsignor Vincenzo Murgano, attuale parroco della Chiesa Madre di Enna. Intanto la comunità locale è divisa. A Enna è nato un comitato dei cittadini che chiede le dimissioni di Gisana, mentre il processo civile chiama la Curia a risarcire le vittime. Adesso il Vescovo e il suo collaboratore hanno 30 giorni per presentare memorie o chiedere interrogatori, una vicenda che scuote profondamente la Chiesa siciliana. La Sicilia stringe in un abbraccio ideale Giacinta, la piccola migrante salvata dalle onde nel canale di Sicilia. La Croce Rossa dice: la piccola è in mani sicure, per lei tante richieste di affido. Maglio Viola. Nuovo interrogatorio per l'equipaggio del Trotamar III, l'imbarcazione della ONG Compass Collective che 2 giorni fa avrebbe salvato una bambina di 11 anni, unica superstite di un naufragio fantasma. Gli inquirenti vogliono capire come sia stato possibile che la piccola sia sopravvissuta alcuni giorni in mare fra le onde, aggrappata a 2 camere d'aria e senza risultare gravemente ipotermica. Secondo gli investigatori la bambina, che era in stato confusionale, potrebbe essersi sbagliata sul tempo trascorso dal naufragio al salvataggio proprio perché sotto shock. La piccola adesso comunque sta meglio, è stata trasferita da Lampedusa e affidata alla Croce Rossa. Siamo stati raggiunti da tantissime richieste per l'affido, per prendersi cura di lei, una grande solidarietà. Naturalmente a tutti abbiamo risposto che la decisione spetta alle autorità giurisdizionali e ai servizi sociali, ma davvero questo abbraccio ha cercato un po' di riscaldare il cuore di una bambina che ha vissuto un trauma che probabilmente non dimenticherà mai più. Intanto la Louise Michel, la ex motovedetta francese diventata nave umanitaria della ONG finanziata dall'artista Baschi, fa sapere di aver terminato il salvataggio di 35 persone dopo aver cercato nel corso della giornata di ieri altre 2 imbarcazioni. Nella posizione della seconda barca è stato trovato soltanto un natante vuoto ancora in fiamme. Infine la Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, annuncia di lasciare il Mediterraneo centrale per colpa di leggi assurde e insensate, dal decreto Piantedosi del gennaio 2023 al suo inasprimento del dicembre 24, scrivono in un comunicato dalla ONG. A Porto Empedocle, nell'Agrigentino, un dissalatore costato milioni di euro è abbandonato da 12 anni e sarebbe stato di grande aiuto nei momenti più difficili della crisi idrica. Marco Carli. Se fosse stata effettuata l'ordinaria manutenzione, il dissalatore a Porto Empedocle, sospeso nel 2012, sarebbe stato subito riattivabile e si sarebbe attenuata e di tanto la crisi idrica devastante in corso da oltre 9 mesi. E invece no. L'impianto è stato abbandonato in balia delle intemperie e dei vandali, degradato e saccheggiato. È una testimonianza di grave mancanza di responsabilità da parte delle istituzioni preposte a fronte dei milioni di euro che sono stati spesi per installare a suo tempo il dissalatore. Attualmente il cancello d'ingresso è aperto, hanno forzato il lucchetto. Chiunque può entrare, come siamo entrati noi, indisturbati, anche perché non c'è nessuna vigilanza. Ovunque vi sono sterpaglie, ferri arrugginiti,
cabine elettriche divelte e capannoni che potrebbero crollare giù da un momento all'altro. La regione siciliana ha preferito non intervenire, non attivarlo perché i costi sarebbero stati esosi. La cabina di regia nazionale, dopo un recente sopralluogo, ha ritenuto la vecchia struttura non idonea al ripristino. Adesso la cabina di regia nazionale per l'emergenza idrica, sollecitata dal governo Schifani, ha previsto un dissalatore mobile nella stessa zona in grado, entro la prossima estate, di immettere nella rete idrica circa 100 litri di acqua al secondo. Bisognerà però avviare a ristrutturazione la rete idrica con la Brodo, attraverso cui si perde il 50% dell'acqua immessa. Il dissalatore quindi non sarebbe ancora sufficiente a garantire agli agrigentini una distribuzione idrica accettabile. Davide Sardo è l'autore del servizio appena andato in onda. Una notizia: il consorzio di bonifica di Agrigento ha installato 2 potenti motopompe per recuperare acque che confluiscono nel bacino del fiume Verdura nel territorio di Ribera, sempre nell'Agrigentino. Le 2 strutture sono in grado di assorbire ciascuna circa 80 litri di acqua al secondo dal letto del fiume e di utilizzare questo flusso per l'irrigazione degli agrumeti del comprensorio riberese. Notizie di poco fa: la Corte d'Appello di Palermo ha confermato 14 condanne e una assoluzione in una delle tranche del processo cosiddetto Spaccaossa, in trasferta. Era un gruppo accusati di orchestrare falsi incidenti stradali per truffare le compagnie di assicurazione. I membri del gruppo reclutavano persone disposte a farsi fratturare braccia e gambe in cambio di una parte degli indennizi, alimentando così un sistema criminale. Ed è stato ritrovato morto nelle campagne tra Racalmuto e Mileno, nel Palermitano, Agostino Fanara, un anziano di 73 anni, scomparso alcuni giorni fa da Favara, appunto. Il decesso probabilmente per un malore. L'uomo era un ex autista nel tribunale di Agrigento. Continua l'incubo per le 13 famiglie di Caltanissetta che martedì sera hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni dopo che alcuni immobili hanno presentato improvvise lesioni. Allora, alcuni sono stati sistemati in B&B, altri hanno trovato riparo a casa di amici, parenti, e per tutti è un disagio insopportabile. Poi non c'è una fine. Rita Cinardi. La vigilia delle feste si sta trasformando in un vero e proprio incubo per 13 famiglie di Caltanissetta, 41 persone in tutto, che martedì sera sono state costrette a lasciare le loro abitazioni dopo che 3 immobili in via Redentore, una delle strade principali del centro storico della città, hanno presentato improvvise lesioni. Alcuni di loro hanno visto calcinacci staccarsi dai muri, altri non sono più riusciti ad aprire le porte. Da lì la richiesta di intervento ai vigili del fuoco e dopo qualche ora il piano di sgombero che ha portato intere famiglie ad abbandonare le loro abitazioni. Alcuni di loro sono stati sistemati in B&B messi a disposizione dall'amministrazione comunale, altri hanno trovato sistemazione da amici e parenti. Certo è che nessuno di loro sta vivendo serenamente questi giorni che dovevano essere più belli in vista delle feste. Per noi è un momento molto triste perché siamo ospiti di un B&B e meno male che abbiamo un tetto sulla testa. Abbiamo dei grandi disagi perché non abbiamo i nostri effetti personali, non abbiamo le nostre cose, non abbiamo la nostra casa. Qualora vi dovessero dire che potete rientrare, vi sentireste tranquilli o no? Ci devono dare delle garanzie, queste garanzie ce le devono dare loro, di incolumità delle persone, perché siamo delle persone che hanno anche paura per il benessere nostro, dei nostri cari. E se i residenti hanno paura a rientrare nelle loro abitazioni, c'è tanta ansia anche tra i commercianti delle vicine attività. Nella notte, infatti, a quanto pare ci sono stati altri movimenti e un tratto di marciapiedi si è sollevato. Nessuno si sente al sicuro, anche perché ancora ad oggi non è stata data alcuna motivazione ufficiale sulle cause di quanto accaduto. Una situazione veramente inaccettabile e paradossale. Andiamo a Catania adesso. Presentato a Palazzo degli Elefanti il Natale catanese. Ci saranno concerti, musical, mercatini, notti bianche, spettacoli di danze in centro e nelle periferie. Il sindaco trentino dice: desideriamo che tutti possano vivere questo Natale vicino alle abitazioni dei propri cari. Ecco, Emanuela Corsi.
Concerti, musical, mercatini, notti bianche, spettacoli danzanti. Il Natale illumina Catania con oltre 60 eventi che si svolgeranno fino al prossimo 6 gennaio su tutto il territorio comunale, dal centro storico alle periferie. Credo un solo quartiere che sia rimasto sguarnito proprio perché desideriamo che la gente sia non solo orgogliosa di questo Natale, ma che lo possa vivere anche vicino alle proprie abitazioni, coinvolgendo i propri familiari e dando quindi un senso a questo bisogno che abbiamo tutti quanti di stringerci attorno alle persone a cui vogliamo bene. Tante le iniziative natalizie presentate questa mattina a Palazzo degli Elefanti dal sindaco Trantino, che riguarderanno non solo le principali piazze, ma anche le chiese e il Castello Ursino, e che saranno una fonte di attrazione per i tanti turisti presenti in città. Già fin da domani, con la Notte Bianca, voluta fortemente dalla 7ª Commissione consigliare da Presidente Giovanni Manni, consentirà ai nostri concittadini di fruire fino a tarda sera di negozi aperti, di teatri a €1 e di tutta quanta una serie di opportunità. Un Natale che sarà all'insegna della mobilità sostenibile, con navette e più corse della metropolitana. Camminando a piedi invece avremo la possibilità di goderci ogni singolo angolo, perché in ogni singolo angolo c'è un'emozione da raccogliere. Ancora incerto il programma del Capodanno. Se si fa questo Capodanno, come io credo, sarà su Catania, ma naturalmente faremo un evento apposito nel caso in cui dovesse essere confermata questa scelta, invitando il Presidente Schifani, perché a lui dobbiamo l'organizzazione di questo evento. E a Catania, con le festività natalizie, cambia anche il calendario per la raccolta dei rifiuti. E c'è un appello di Gema ai cittadini: rispettate le regole e mantenete pulita la città. Tonino Damiana. Un servizio di raccolta più efficiente per una città più pulita. Non è la lettera di Gema a Babbo Natale, ma un appello di Gema ai catanesi affinché il centro storico e non solo conservino un aspetto decoroso per le festività natalizie. Giocata Anticipo, la ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti nell'8 e lo fa informando i residenti sulla variazione degli orari di esposizione della frazione prevista solo nelle giornate di martedì 24 e 31 dicembre. Chiediamo questo sforzo per garantire il maggior decoro in quelle 2 giornate, proprio perché il servizio verrà anticipato alle 18. Parliamo in particolare dell'area che attualmente è servita dal porta a porta nel turno notturno, serale notturno, che è l'area compresa tra Picanello, via Caronda, viale Africa e piazza Giovanni XXIII, Corso dei Martiri della Libertà. Questi utenti in queste 2 giornate dovranno anticipare l'esposizione entro le ore 18. L'appello di Gema ai catanesi. Assolutamente chiediamo il massimo della collaborazione e il massimo del rispetto delle regole, lo ripetiamo, quindi è necessario esporre solo la frazione prevista da calendario. Previste una campagna di volantinaggio ed un'altra sui social attraverso Facebook ed Instagram. Le sere del 25 dicembre e del 1 gennaio l'esposizione dei rifiuti avverrà regolarmente come da calendario. Infine, i 3 centri comunali di raccolta di Picanello, Borgosanzio e Cairoli effettueranno un'apertura straordinaria domenica 22 dicembre dalle 9 alle 13. Il Tribunale di Catania ha archiviato la posizione di tutti e 5 gli indagati della SAC, la società di gestione di Fontanarossa, nell'inchiesta sull'incendio dell'anno scorso nel Terminal A dell'aeroporto. Secondo la giudice non è emersa nei confronti degli indagati una condotta colposa. Promuovere la cultura della donazione della cornea e l'istituzione di un centro di ricerca multidisciplinare per le malattie rare, l'Unione Italiana Ciechi, l'azienda sanitaria provinciale di Catania e l'Università Coore di Enna, in sinergia per importanti progetti di sviluppo sanitari in Sicilia. Desira Ferlito. 2 importanti iniziative presentate all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Catania, in occasione di Santa Lucia, protettrice della vista. Promuovere la cultura della donazione di cornea, il progetto promosso dall'ASP di Catania, che punta ad aumentare la consapevolezza fra i cittadini. Crediamo che possa essere un qualcosa di importante, sia che rientra nel tema della donazione a 360 gradi, ma nello specifico donazione che può dare di nuovo la vista e quindi la possibilità di vedere a tante persone. La creazione poi di una
rete molto forte in provincia di Catania fra tutti gli attori coinvolti, che permetta di raggiungere l'autosufficienza nella donazione e di effettuare i trapianti di cornea in Sicilia senza ricorrere ai cosiddetti viaggi della speranza. Dobbiamo incrementare quello che è la donazione e quindi importanti studi che chissà auspichiamo per una banca della cornea in Sicilia. Si è parlato poi dell'istituzione del centro di ricerca multidisciplinare per le malattie rare. Si tratta di un centro di ricerca multidisciplinare in oftalmologia dedicato anche non solo alle malattie rare e la sua denominazione è Grido. Grido sta per diverse cose, ma soprattutto è quel grido che mandano a noi medici i pazienti con le malattie rare perché non hanno a chi rivolgersi, perché i farmaci che sono disponibili sono di difficile accesso. L'Unione Italiana CEIC, insieme all'ASP di Catania e l'Università Core di Enna, in sinergia tra loro per importantissimi progetti che vedono la nostra città al centro di uno sviluppo sanitario a beneficio dei cittadini non solo catanesi ma di tutta la Sicilia orientale. Melodie in reparto è l'iniziativa organizzata all'ospedale di Agrigento per i pazienti della divisione oncologica. Davide Sardo. La musica come supporto terapeutico, sostegno emotivo e fonte di equilibrio interiore, che dona conforto e riparo anche dalle più gravi difficoltà dell'esistenza. E le note del violino di Francesco Nicolosi sono state un dono di conforto e riparo per i pazienti del reparto oncologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La musica è uno strumento importante di terapia. La musica agisce sull'aspetto emotivo, sull'aspetto fisico, sull'aspetto emozionale e quindi rappresenta uno strumento che crea benessere e creando benessere è uno strumento di terapia. Un'iniziativa di condivisione e di speranza che ha regalato sorrisi ai pazienti e ai loro familiari e tanta commozione. Io 9 anni fa ho avuto un tumore al seno, sono stata una paziente di questo reparto oncologico e sono molto affezionata e quindi voglio dare un sorriso ai pazienti di questo reparto in un momento così particolare. L'iniziativa intitolata Melodie in reparto è stata organizzata dall'associazione Solideali. Ma complimenti davvero. Andiamo a Siracusa, giornata di gran festa oggi, la città celebra la sua patrona, Santa Lucia. Alle 15:30 il via alla lunga processione dal Duomo fino alla Borgata e domani l'arrivo del corpo della Santa da Venezia. Francesco Aloi. Il simulacro è sull'altare maggiore pronto ad immergersi tra la gente. Alle 15:30 Piazza Duomo sarà certamente stracolma. È il giorno di Lucia e domani pomeriggio arriverà il corpo da Venezia. Sicuramente sono orgogliosissima che Santa Lucia, il corpo di Santa Lucia venga qua a Siracusa e ci onori della sua presenza. Voi arrivate dalla Calabria per Santa Lucia? Sì. Arriviamo dalla Calabria per Santa Lucia come ogni anno. Siamo devoti di Santa Lucia. Oggi in piazza potranno accedere massimo 4.800 devoti. Lo impone il piano di sicurezza della prefettura. Ma lungo il percorso fino alla Borgata, come sempre, si prevede un grande bagno di folla. C'è chi è venuto a Siracusa anche da oltreoceano. Io ho fatto un volo di quasi 24 ore perché prendo tutto un giorno per arrivare qua, oltreoceano, e lo faccio da 30 anni. Perché sono una devotissima di Santa Lucia e perché sento per lei il bisogno di incontrarla qui a Siracusa e partecipare di questa festa che è unica al mondo. Da dove arriva? Arrivo da Buenos Aires. Santa Lucia si festeggia ovunque, qui come a Belpasso nel Catanese, e da Siracusa a Palermo il 13 dicembre significa anche arancini o arancine e cucia. Cucia o arancini? A Siracusa chi vince il derby? Beh, indubbiamente oggi la Cucia, non ha paragoni. Non c'è dubbio. E adesso pausa, tra poco per il calcio il Catania che domani riceve il Potenza per tentare la svolta. State con noi, vi aspettiamo.
Eccoci a calcio, il Catania gioca domani pomeriggio al Massimino con inizio alle 17:30 contro il Potenza. Out Betters e Guglielmotti, torna Anastasio. Francesco Triolo. Uniti per centrare il successo, che non è solo quello contro il Potenza, prossimo avversario domani al Massimino. Lo sguardo di Vincenzo Grella, vicepresidente del Catania, è rivolto ad altri obiettivi futuri ed ha voluto lanciare un messaggio chiaro di compattezza ieri pomeriggio incontrando la stampa per i consueti auguri natalizi, che arrivano alla vigilia di una gara importante con i rossazzurri che in caso di vittoria, oltre a dare continuità, scavalcherebbero proprio i lucani in classifica. È il primo di un doppio impegno casalingo dal quale Grella si attende 6 punti. Poi a gennaio la squadra verrà rinforzata utilizzando il budget che già c'è, lavorando anche per piazzare gli esuberi. Ma intanto testa al Potenza e capacità di gestire la pressione. Abbiamo scelto Catania, una piazza sì importante. L'abbiamo scelta per cosa? Per essere ambiziosi, per il successo, per vincere. Allora dobbiamo essere anche bravi. La pressione chi ce l'ha? I più forti. Penso che le squadre di media classifica abbiano pressione, quindi deve essere un privilegio avere la pressione e la devi vivere nel migliore dei modi, poi la devi anche saper gestire. Sul fronte formazione in difesa c'è il dubbio Castellini, out Guglielmotti, oltre Di Dacchio e anche Betters. Toscano comunque riavrà Adamonis, che ha recuperato da una forte contusione, Anastasio, che ha scontato la giornata di squalifica, ma il tecnico deve decidere dove schierarlo, se come braccetto dei 3 in difesa oppure esterno in centrocampo. Da questo dipenderanno anche gli eventuali utilizzi di Ierardi e Lunetta. Difensore centrocampista sono in preallarme. Davanti invece sembra scontata la coppia Stoppa Jimenez con Inglese, riferimento offensivo. E il giro di boa del torneo è farla al meglio, è quello che conta. Su questo sono tutti d'accordo. Ci fermiamo qui, grazie, buon pomeriggio.